giorni scorsi il signor Gianluca Melis, proprietario di questo terreno, si è rivolto al comitato perché ha ricevuto nel mese di aprile un avviso di esproprio coattivo da parte di Terna e contemporaneamente siamo venuti qui, abbiamo organizzato un sit-in e abbiamo trovato questi ulivi proprio con le radici fuori, alcune radici erano proprio tranciate e poi tutta la terra intorno era rimossa. Noi abbiamo all'interno del sit-in abbiamo ricoperto le radici, abbiamo salvato gli ulivi, li abbiamo innaffiati. Questo è successo nella mattinata di sabato scorso e abbiamo poi concordato con la questura che avremmo attivato un presidio permanente per difendere il territorio e per difendere gli ulivi in particolare. E quindi siamo andati via intorno all'una, all'una e mezza, ce ne siamo andati attraverso un accordo pacifico e civile con le forze dell'ordine. Dopodiché la mattina all'alba abbiamo ricevuto tutti quanti noi le immagini delle ulivi che non c'erano più e quindi ci siamo precipitati nel terreno. Gli ulivi erano stati espiantati nella notte di sabato e l'alba di domenica e non sappiamo dove siano finiti questi ulivi, sicuramente saranno morti perché espiantare gli ulivi il 7 di luglio certamente non è indicato e non è corretto. È stato reciso un ginepro, che lo stesso è una pianta comunque protetta ed è lì esposto al sole. Insomma, tutta una serie di passaggi che ci hanno condotto a ritenere che in realtà la prepotenza di Terna merita di essere valutata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, questo sicuramente. Ricordiamoci che le persone quando fanno questi gesti vengono accusate e vengono anche processate, perché lo Stato no? Quindi diciamo che questo tipo di domande stanno sollevando la popolazione. Siamo qui, il presidio dura da parecchi giorni, ha visto la partecipazione di tutta la Sardegna e non solo, riceviamo comunicazioni anche dall'Italia, dal resto dell'Italia. Ecco, tutto questo secondo me sta creando coscienza popolare e sta finalmente, diciamo, portando la popolazione a occuparsi dei propri interessi. Bravo!